Avvocato Cabras Vincenzo, membro dell'Ossamento Reale, procuratore della città di Sassari e di Castelsardo, assessore della Curia Arcivescovile di Cagliari, della Regia Vicaria e sindaco capo di Stampace. Qui, oggi, dinanzi alla città di Cagliari, alla Sardegna tutta, dinanzi alla storia, giuro di dire la verità. Verità e storia. Parole pesanti. Pesanti come le pietre su cui si ergono i palazzi del potere. Pesanti come il rifiuto del re Vittorio Amedeo III alle nostre 5 domande. Pesanti come il piombo e le palle di cannone con cui noi abbiamo difeso la Sardegna dall'invasione francese. Pesanti come le bugie del viceré Balbiano, che di quella impresa si prese i meriti. Pesanti come le ingiurie, gli scherni che piovevano sui sardi dalla sua corte. Pesanti come le manette che nel pomeriggio del 28 aprile 1794 cingevano i polsi di Bernardo Siotto Pintor e i miei. Inferchi tu in su coro adesso spessamento so o targai curvare si schina a so schianfattulezze su desiderio e su dolore e s'animo sincero. Mai la storia senza la verità. Qui oggi, davanti alla storia, vogliamo ribadirla la verità. E la verità è che nonostante le nostre forze avessero cacciato i francesi e salvato il regno, la corte sabauda non volle sentire le nostre richieste. Ancora non volle ascoltarci. Ancora non volle riconoscerci ciò che ci spettava. Ancora non riconosceva nulla, solo briciole per i sardi lanciate in malo modo per far zittire il cane che abbaia. La verità è che anche la bestia più mansueta, più mite, all'ennesima frustata si destra e si rivolta al suo aguzzino, e così noi quel giorno. La sollevazione era nell'aria, lo sapeva il viceré, che fece sfilare il reggimento svizzero Schmidt in tenuta da parata per non dar troppo nell'occhio fino al bastione, mentre i militari a cavallo percorrevano le vie di Castello e i granatieri si disponevano nei punti strategici dove i cannoni furono piazzati e caricati a mitraglio. E lo sapeva il popolo che da quei cannoni, da quei soldati, non si fece intimidire. Il fuoco della rivolta non divampò quel giorno solo per liberare me e mio genero. Il nostro arresto fu una scintilla, una fiammella che innescò il fuoco che in quella giornata si fece rogo. Noi liberati dalle catene, così la Sardegna finalmente libera dalle catene piemontesi. Adesso stravallatore se centurione sponsor militante distintivo grado e superiore dando campo a dos partidos hombres e servitores e dai tanto che alla
sabacchi e schene suore, su pane si papata, non vanno bene, tutto anda male, e tanto come che ramo sotto il pare, non vanno bene, tutto anda male, e tanto come che ramo sotto il pare. Sfilarono davanti a noi, a testa china, soldati, cortigiani, funzionari e persino il viceré. Nessuno tocchi la loro sporca roba, gridò il beccaio Lecis. I sardi sono gente d'onore. Abbiamo cacciato lo straniero per amore della libertà, non per i loro averi. Il fuoco divampò a Cagliari. Si estese presso al resto dell'isola. Le navi videro le coste sarde allontanarsi. A bordo i piemontesi e la loro arroganza. Nei loro occhi la verità. Un popolo, quando è vessato, schiacciato dall'ingiustizia, trova sempre la forza per rialzarsi. E aggiungo io, ieri come oggi, ha il dovere di trovarla. Sotto impare, non vanno bene, tutto anda male, e tanto come che ramo sotto impare. Rivoluzione, Amen.